Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, buon pomeriggio, sono le 14.45 di oggi, martedì 5 maggio, rigorosa diretta con linea diretta, approfondimenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e non solo. Parleremo dei diritti e della tutela del malato in Friuli Venezia Giulia e non solo, con la nostra ospite già collegata da Udine, che è l'avvocato Anna Agrizia, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio, avvocato. Aspetta che ti metto, ecco, il bello della diretta è questo, avevo dimenticato di metterti in audio e tu per 2 secondi sei andato in effetto pesce. Buon pomeriggio di nuovo, Non avvocato. c'è problema. Allora, che novità ci racconta oggi? Allora, l'ultima novità in questo istante proprio è che la Questura di Udine mi ha dato la conferma per la partecipazione e l'organizzazione alla manifestazione che faremo il 16 maggio alle 11 in piazza San Giacomo per chiedere l'assunzione di maggior personale sanitario nelle strutture nosocomiali proprio per ridurre il problema delle liste d'attesa che chiaramente con la pandemia si è aggravato. Infatti, Omar, in questo momento sono sospesi anche molti interventi che Certo. non sono ritenuti urgenti, che però in molti casi destano preoccupazione per le persone, per i cittadini friulani, che in realtà soffrono e hanno anche un cambio di vita, no? In questo momento. Infatti, l'ultimo è stato appunto un appello della signora Zamboni Monica per il figlio Costantino, il quale ha appunto una ciste praticamente da un anno che deve togliere questa ciste e questa cista intanto sta crescendo, gli crea delle infezioni, gli crea delle sindromi febbrili che non gli consentono neanche di lavorare e stiamo ancora in attesa di questo intervento. Ad esempio, questo è uno dei casi che si sono rivolti a noi proprio per chiedere sollecitare Certo. questi interventi che sono bloccati. Quindi stiamo veramente aspettando che ci sia una riapertura, soprattutto per i casi più gravi almeno, no? Chiaro. Senta, come ha sottolineato lei, no, in apertura ci sarà questa manifestazione, pochi minuti fa, insomma, c'è stato il nulla osta da parte della questura e della prefettura, insomma, per poter svolgere, ricordando anche le famose distanze di sicurezza, rispettando le norme anti-Covid, perché chiaramente la pandemia c'è stata, ma le situazioni di disagio, queste purtroppo non si sono mai fermate, no? No, infatti, chiaramente le altre malattie, le altre patologie sono continuate ad esserci, però appunto i medici che già erano pochi prima, adesso sono impiegati nella gestione della pandemia Covid e quindi sono ancora di meno rispetto a prima. Pertanto noi chiediamo, è importantissimo questo appello per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale, cioè e dare anche delle garanzie contrattuali a questo personale in maniera che non vada via in sostanza, non cambi regione oppure non partecipi ad altri concorsi in altre regioni. Certo.
Visto che ci sono purtroppo anche personaggi a livello importante, no, nell'amministrazione, l'ultimo caso, insomma, c'è il direttore sanitario che si è trasferito dal Friuli Venezia Giulia ed è tornato in Umbria. Qualcuno dice perché così, perché colà, però insomma queste cose servono, come si dice, a mantenere sempre la candela, io dico la candela animata, no? La famosa fiammella, perché se la fiammella poi si spegne, i risultati si vedono dopo. Sì, sì, beh, chiaro, nel senso che comunque con il cambio di gestione, noi comunque le istanze prima le presentavamo a Braganti, adesso le presenteremo insomma al nuovo direttore generale dell'ASUFC, che insomma chiaramente si trova a dover gestire una Certo. situazione non facile, questo possiamo assolutamente comprenderlo, però Immagino. abbiamo fiducia che ci ascolterà. Chiaro. Senta, avvocato, io ho sottolineato prima che purtroppo in tempi di pandemia le cose non sono per nulla cambiate, anzi sono peggiorate per quanto riguarda i problemi relativi ai vostri assistiti, no? Perché ne abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo rimarcato, sono passati mesi, però quello che conta è che voi non avete mai mollato la presa, avete sempre, come si dice, morso l'avversario alle caviglie per tenere l'asticella alzata in modo tale di dire attenzione, qui non si può mollare, bisogna continuare a proseguire nella nostra battaglia per difendere i diritti e la tutela dei malati del Friuli Venezia Giulia. Sì, allora, dire il vero, insomma, abbiamo sempre cercato di mantenere un tono pacato in questo ambito, soprattutto in questo periodo, perché è chiaro che è una situazione eccezionale, ci rendiamo conto che delle difficoltà. Però dall'altro chiaramente facciamo il nostro lavoro, portiamo avanti appunto le istanze dei cittadini e quindi in particolare per quanto riguarda il problema delle liste d'attesa, visto che ci rendiamo conto che l'assunzione di personale non è che è un fatto che può avvenire da un momento all'altro, chiediamo a Riccardi e a Federica quantomeno l'applicazione della legge regionale che consente l'autorizzazione al rimborso del ticket sanitario per quelle visite che non sono programmabili nei tempi previsti appunto dal medico di base o comunque dalle condizioni di salute del cittadino. Quindi quantomeno nell'immediato cercare di venire incontro al cittadino in un'ottica di rimborso parziale di quella che comunque è una visita privata del cittadino, che comunque è sempre di più di 100 euro, quindi il rimborso comunque è comunque parziale in parte. Certo. Però, visto che in questo momento comunque sappiamo benissimo l'assunzione di personale non è che può avvenire da un momento all'altro, ecco, quindi applicare questa legge regionale che prevede il rimborso del ticket in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa. Chiaro. Senta, avvocato, una domanda chiara e trasparente. Dopo tanti anni che lei opera con l'associazione Friuli Venezia Giulia, c'è acqua passata, no? Tanta acqua passata sotto i ponti, ma rispetto all'attuale amministrazione, con le precedenti, no? Come si è trovata per quanto riguarda gli interventi e soprattutto le vostre richieste, se sono state soddisfatte in maniera veloce? Rispetto magari a un colore o all'altro, ecco, così giusto visto che ci possiamo parlare liberamente io e lei. Nel senso, è chiaro che allora innanzitutto non bisogna mai generalizzare. Chiaramente in questa situazione ci stiamo trovando in una situazione comunque eccezionale e di difficile gestione, quindi adesso il problema è che le risposte sono
purtroppo molto vaghe e mentre una volta quando mandavamo appunto le richieste di anticipazione o comunque di rispetto di quelli che sono le liste d'attesa e le tempistiche previste dal medico di medicina generale o dallo specialista per la cura di una specifica patologia, quindi mentre una volta diciamo ci veniva comunque veniva risolto il problema, no? Grazie al nostro intervento, adesso vediamo proprio che le strutture non sono in grado di diciamo dare una risposta, no? Concreta ai cittadini. Certo. Quindi può anche capitare che i cittadini si rivolgano al vicino Veneto, che ha un diciamo sistema sanitario più efficiente, quindi riescono a fornire ad esempio, non so, visite o esami per diagnostica in tempi più veloci, anche interventi chirurgici o No, ma ortopedici. io le ho voluto fare questa domanda semplicemente non perché per stuzzicare o per parlare di colori e via dicendo, anche per essere chiari, no? Perché volevo un attimo capire cosa accade in Friuli Venezia Giulia. Giustamente siamo adesso, al di là della pandemia, da un anno e mezzo, da un anno e qualche settimana, insomma, siamo bloccati in questa situazione, ma volevo fare con lei un'analisi per capire se nel corso degli anni c'è stato comunque un miglioramento o un intasamento sempre più costante anche nella lontana provincia dell'Impero. Sì, sì, beh, sicuramente, insomma, la situazione che già noi lamentavamo prima della pandemia era comunque di ritardi nelle liste d'attesa per quanto riguarda esami per diagnostica, visite, e quindi comunque sollecitavamo una maggior efficienza del servizio sanitario. Però con l'intervento della pandemia, ovviamente questo servizio, questo sistema si è ancora di più inceppato, ecco. Quindi sì, sicuramente bisogna fare, diciamo, contestualizzare anche quelle che sono le critiche. Sicuramente si poteva fare di meglio e si può ancora migliorare. Si deve insomma tener conto anche della situazione, ovviamente. Questo comunque non è una giustificazione, però infatti è per questo che scendiamo in piazza e chiediamo delle risposte concrete, ecco, per quanto riguarda in particolare Certo, l'assunzione di maggior personale, che comunque chiaro, è anche chiaro. molta pressione, ecco, già nella gestione di questa pandemia che ormai dura da più di un anno. Ecco, allora prima di concludere ricordiamo l'evento del 16 maggio e soprattutto come si deve e si può partecipare a questa iniziativa. Sì, allora noi saremo presenti il 16 maggio alle ore 11 in piazza San Giacomo. Chi volesse simpatizzare con noi o comunque sostenerci ci trova, può diciamo unirsi chiaramente nel rispetto delle distanze di sicurezza con la mascherina e quindi insomma ben venga chi ci sostiene su questa richiesta. Io comunque tengo a precisare che come associazione ho invitato anche i comitati spontanei che sono nati per valorizzare appunto la presenza dei presidi sanitari anche in territori che sono diciamo lontani, ecco, no? Dal centro, dall'ospedale di Udine, come appunto Cividale e Maniago. E anche i sindacati, anche perché anche gli stessi sindacati in questo ambito si trovano comunque a portare avanti le stesse nostre rimostranze, ecco, che stiamo appunto noi dalla parte dei pazienti. Bene, io ringrazio come sempre per la disponibilità e auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio all'avvocato Anna Grizzi, perché uno dice, beh, è giovane ma tosta, attenzione, sembra, non cadete nelle apparenze, perché mi sembra una ragazza tranquilla, io la conosco e se la fate arrabbiare poi, come diceva qualcuno, sono problemi vostri, ma questo è perché lei è una che difende a spada tratta i suoi assistiti senza guardare la volpe in faccia, tanto per essere chiari. Mi conferma, avvocato, quello che dico? Sì, 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 no, beh, grazie Omar, veramente mi descrivi comunque come una belva. Comunque sicuramente Nel senso buono, professionale io parlo. nella tutela, nel garantire i servizi in Friuli Venezia Giulia
cerco sempre di portarli avanti insomma, con grande, insomma, volontà, grande determinazione, e spero infatti veramente che, insomma, con il 16 si possa smuovere qualcosa, insomma, si possa anche portare l'attenzione sul problema del personale che da un lato è comunque poco, è comunque affaticato anche dopo tutti questi mesi di durissimo lavoro, e comunque si ritrova a dover fornire comunque adesso dei servizi sia nell'ambito, insomma, del Covid che delle altre patologie che noi chiediamo. Certo, beh, ma se si ricorda, avvocato, il famoso 8 dicembre, quella mattina ci fu la manifestazione in piazza Udine, e lei fece una diretta proprio con noi, praticamente in esclusiva a livello regionale. Poche ore dopo arrivò un comunicato proprio dell'azienda sanitaria, ecco, per dire che giustamente però vi diamo subito quello che chiedete, perché siamo riusciti a sbloccare la situazione. Cioè vuol dire che il cosiddetto quarto potere, no? Come viene chiamata una volta alla televisione o alla radio, venivano chiamate il famoso quarto potere, no? Oggi si chiama influencer, via dicendo, però quello che conta è che se non serve arrivare con l'idrante, no? È la famosa goccia nel mare, no? Si lancia il sassolino e a volte la goccia, se si lancia male, si perde subito, no? Però voi sapete lanciare il sassolino al momento giusto e nelle condizioni giuste, che in poco tempo, insomma, riuscite a portare in porto quello che è il vostro messaggio, per, come detto, per aiutare i vostri assistiti, per curare, insomma, per aiutare le persone in difficoltà, perché non è facile, sappiamo bene, lei me lo insegna, che il mare, anzi l'oceano burocratico italiano è più tempestoso dei 7 mari, o addirittura del passaggio di Capo Horn quando è in tempesta. Sì, sì, infatti, purtroppo sempre di più ci capita che se la notizia, ad esempio anche delle stesse segnalazioni, non a caso, ad esempio una nostra utente aveva manifestato su Facebook la richiesta di riabilitazione per il figlio all'interno del Gervasuta. Una volta che c'è stato poi il post su Facebook, si è comunque riusciti a risolvere il problema. Ecco, quindi sempre di più ci troviamo comunque in una società dove se si fa notizia si può anche, cioè si risolve il problema prima. Ecco, quindi lo stesso è capitato ad esempio con Domenico Pellino, il quale aveva la necessità di fare un intervento alle corde vocali, essendo presente una lesione che poteva essere comunque cancerogena. L'intervento però gli era stato rinviato, e devo dire Domenico Pellino, insomma, è un nostro utente molto attivo che non ha sicuramente timore di comunque manifestare pubblicamente le proprie rimostranze. Lui di sua iniziativa ha manifestato nelle piazze di Udine, chiedendo appunto di essere operato, e anche per gli altri utenti, insomma manifestava anche per gli altri utenti, e il giorno stesso gli è stato fissato l'appuntamento. Quindi io devo dire che sarà una coincidenza, però chi manifesta, batte i piedi, Ed eri pronto, insomma, porta a casa, come si dice, il risultato. Sì, ecco, quindi per noi l'importante poi è anche il risultato, ecco, che si riesca poi a risolvere, anche perché quando parliamo di salute parliamo veramente poi di è meglio risolvere e prevenire piuttosto che curare successivamente, e con tutti i costi maggiori che poi dopo deve sostenere l'ospedale o comunque il sistema sanitario. Bene, avvocato, io la ringrazio, anche perché vedo che c'è un problema con le linee internet. Non so com'è la situazione a Udine, ma io ho la finestra sul mondo,
e praticamente sta arrivando una bufera fra pochi minuti perché non si vede più il Piancavallo, sta arrivando una bufera dal Piancavallo, speriamo bene, insomma l'importante è che non ho ancora visto fuori qua. Beh, qui io non le dico cos'è fuori, cioè sta arrivando di tutto, insomma, c'è una vera e propria bufera che tra pochi minuti si abbatterà sulla destra, sulla sinistra, sulla destra tagliamento, perché io sono di qua del tagliamento oggi, però sta arrivando anche da quelle parti. Ci auguriamo insomma che sia soltanto una boutade, come si dice. Chiaramente io apro la parentesi, la chiudo, se ci saranno novità di cronaca vi terremo comunque aggiornati. Tornando a noi, ringrazio ancora l'avvocato Anna Grizzi per la partecipazione. Ricordiamo ancora 16 maggio a Udine questo importante evento. Chiaramente se volete saperne di più per quanto riguarda l'associazione diritti tutela del malato del Friuli Venezia Giulia, la trovate tranquillamente anche sui social network o digitando Google, oppure ci potete inviare una mail anche al nostro indirizzo di posta elettronica, eventualmente, che poi noi inoltreremo all'avvocato e al suo staff. Grazie ancora avvocato, buon pomeriggio a lei, buon lavoro. Grazie Omar veramente per l'intervista e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Bene, io saluto altrettanto i miei amici vicini e lontani, e come si dice, non nella lontana e perfida Albione, ma nella lontana provincia dell'impero, anche se oggi, ripeto, sono nel Friuli occidentale. Mandi e alla prossima, a più tardi. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.